In diretta dalla sede della Protezione Civile del Veneto, qui a Marghera, al termine della consueta conferenza stampa del Presidente del Veneto Luca Zaia. Con l'RT a 1,12 l'incidenza a 2,26, molto probabilmente da martedì il Veneto potrebbe tornare arancione, ma bisogna attendere la valutazione del CTS prevista per domani. La regola è che io lo spero, visto e considerato che abbiamo 1,12 di R con T secondo i nostri calcoli, quindi siamo sotto l'1,25 e abbiamo 2,26 di incidenza e siamo sotto i 2,50, quindi in teoria dovremmo passare in zona arancione, però ancora oggi non è dato da sapere. Questo dovrebbe scattare da martedì. Il Presidente Zaia si è mostrato soddisfatto dei quasi 38.000 vaccini di ieri, al netto di una fornitura di 80.000 vaccini al giorno. In un mese, ha detto, si potrebbe arrivare prima dell'estate ad aver vaccinato tutti quelli che lo vorrebbero. Capite che veramente la prospettiva del prima dell'estate, la chiudo sta partita, la possiamo fare, però a noi servirebbe una fornitura da 80.000 dosi al giorno. Mi sono spiegato, no? 80.000 per 30 giorni fa 8, 16, 24. Noi una capacità di 80.000 al giorno la possiamo avere, grazie al lavoro di squadra. E la luce in fondo al tunnel si chiama vaccino, cioè io non è che sono innamorato del vaccino, ma vediamo, non abbiamo più focolai ospedalieri da quando abbiamo vaccinato i nostri uomini e donne da sempre. Poi la dottoressa Russo vi parlerà di questa storia dell'obbligatorietà vaccinale per gli operatori, che è una roba delicata. Ed è giusto spiegare bene cosa prevede il decreto. Per 2 giorni il ritardo della consegna dei vaccini impone il blocco della profilassi in alcune ULSS. Oggi è partito il portale unico delle prenotazioni, ci sono state indubbiamente delle difficoltà che hanno garantito saranno risolte in giornata. Per il momento si può prenotare per 7 giorni per parametrarsi, dicono, proprio sulla fornitura dei vaccini. Ricordiamo che le prenotazioni ora sono aperte per gli ultra ottantenni e per i soggetti fragili. Esaurite queste 2 categorie si procederà per anno di nascita in progressione discendente. La verità è che volendo vaccinare, garantire il vaccino il prima possibile al maggior numero possibile di persone, noi non abbiamo margini di giorni di riserva, abbiamo margini di ore di riserva. E questo è quello che è successo questi giorni. Idem perché sulle prenotazioni. Abbiamo aperto prenotazioni per 7 giorni. Il programma, guardate che il programma possiamo aprirlo anche senza limiti. Quindi, e abbiamo privilegiato in questa prima fase il target primo che vogliamo chiudere, che sono gli ultraottantenni e le categorie fragili. Ora, con la spiegazione sulle categorie fragili, io credo che risolveremo molti dei problemi che sono stati posti. C'è stata anche una protesta degli ambulanti che hanno incontrato sia il Presidente Zaia che l'assessore Lanzarin e alla luce di un probabile colore arancione della Regione si prospetta anche la possibilità dell'apertura di alcune attività economiche.